Vabbè. Vediamo intanto se possono iniziare a produrre. Dove sono queste? Tanto che succede qua? Accorto di minerali. Eccoli che arrivano! E inizia finalmente la... Ci danno intanto 36.000 dollari. Perfetto. Iniziamo già a produrre Omega Co. Perfetto. E vediamo un po'. 36.000 dollari. La ringrazio, amico mio. Vediamo un po' adesso come combiniamo tutto. Qua intanto le case riescono ad espandersi. La criminalità prende il sopravvento. Energia a posto, acqua a posto. Le acque reflue al solito in fila per lo smaltimento. Municipio. Bene, incendi non ne abbiamo più. Incendio in città ce n'è uno. Qua vabbè, la spazzatura la stiamo bruciando per bene. Educazione. Dovremmo essere più alti però a livello di educazione. Abbiamo una scuola qua elementare che è piena. Guardate un po'. La scuola superiore piena. Anche qui la scuola professionale. Dovremmo crescere. Tanto l'Omega Co, ragazzi, inquina parecchio. Meno male che l'ho messa qua. Il fumo viola. Mamma mia, meno male. Arriverà tutto in questa città. Chi è che abita qui? Vediamo chi c'è. Empoli. Povero Empoli. Mamma mia, ti arriverà un inquinamento. Guarda quello che c'è qua. Però abbiamo salvato i nostri cittadini qua. Ragazzi, avete solo inquinamento da carbone, che non è tanto male, perché qua avete un inquinamento peggiore. Quindi arrivano nuove casse di Omega Co in città. Vediamo come va. Si consiglia, è ora disponibile alle fabbriche Omega Co. La trasporto consegna risorse al mercato globale per via aerea, evitando il traffico terrestre. Sì, me ne ero accorto. Arrivano intanto i progressi Omega Co. Le acque reflue non ci sono più, ma siamo ancora irritati. Questo cos'è? Catena di produzione. Questo aumenta la produzione, ma per adesso questo cos'è? Quanto costa? Ah, va bene, 150. Ne aggiungiamo uno solo. Ma c'è anche la zona a deposito per le casse Omega? Mi sa di no. O sì? Vediamo un po'. No, non c'è. Non c'è, ragazzi. Andiamo più veloci. Qua i minerali dovranno arrivare a breve. Volevo fare un'altra cosa. Volevo aumentare le case in questa zona, magari. Qua si può fare? Ma... No, non conviene. Allora, volume un po' alto. Facciamo un breve controllo. Barili al giorno ne facciamo parecchi. Adesso appena andremo a collocare la zona, il quartier generale, ottieni un totale. Va bene. I negozi come stanno andando? Abbiamo solo questa zona a livello di negozi, ma credo che basti, perché la città non è che è molto grande. Questi negozi secondo me bastano. Vediamo i cittadini se dicono che vogliono più negozi. Bei posti, fare shopping, morire gente, criminalità, troppi infortuni, ce ne andiamo. Allora, questa storia deve finire. Qua all'ospedale come andiamo? Vediamo un po'. 20 al giorno, 85. Mi sa che dobbiamo essere un po' più rapidi nel prelievo. Ecco qua. Hangar droni medici. Quindi, ragazzi, l'Omega Co serve tanto per migliorare la città. Quindi, vediamo un po' qua come va. Ecco qua, il franchising Omega Co ci permette di guadagnare 736 dollari in più. Abbiamo cittadini che sono istruiti. Questo Omega è una cosa meravigliosa. Meno male. Abbiamo un regime di produzione di 180 casse al giorno. Ieri 240, ma dovremmo farcela. Benissimo, ragazzi. Un autobus di un vicino deve fare 100 viaggi nella tua città in un anno. Wow, un anno è che stiamo lavorando qui, perfetto. Ok. Perfetto. Vediamo a livello di inquinamento come siamo messi, ragazzi. Inquinamento dell'aria. Ragazzi, guardate, qua la fabbrica di Omega Co già inizia a farsi sentire. 399, 360. Guardate questa 1100. Però guardate un po' con l'evoluzione, le fabbriche riescono a inquinare un po' meno. Ecco qua, infatti dobbiamo migliorarle a livello tecnologico. Ragazzi, continuate. Mi raccomando, aggiungiamo un'altra aula di studi immediatamente. Ora cominciamo con queste storie degli spazi. Ora vediamo qua. La zona qui è questa. Non possiamo fare niente. La raffineria costa tanto. Tutto quello che abbiamo posizionato. E come facciamo? Dobbiamo inventarci qualcosa. La raffineria è qua. Guardate, siamo saliti addirittura in positivo con l'Omega. Cosa devo fare io? La raffineria, ragazzi, la togliamo. È inutile tenere questa cosa qui. Mi dispiace, è bruttissimo vedere una cosa del genere, però
poi la rimetteremo. Ci servono nuove aule per studenti. Con la fabbrica di Omega, vediamo se qua sotto possiamo mettere. Purtroppo sovrapposizioni. Non voglio sacrificare le industrie che ci fanno guadagnare tantissimo. Cos'è questo? Ah! Va bene, la raffineria era intanto un problema perché quella zona era troppo ingombrante. Visto che c'è questo grande miglioramento, io mi andrei a mettere l'elicottero nella nostra stazione di polizia. Un bel elicottero. Così riusciamo a essere un pochettino più... Tempo di risposta immediato e una torre di controllo della polizia. Con queste due spese basta così con la polizia. Adesso la criminalità non lo prenderà più il sopravvento, ragazzi. Noi ci lanciamo nel nostro elicottero di pattuglia. Vediamo se lo possiamo vedere. Dov'è? Elicottero di pattuglia. Eccolo qua, voglio vedere la piattaforma aerea che entra in gioco. Vediamo un po'. Ecco, i crimini adesso cominceranno nuovamente perché sta sorgendo il sole. Vediamo un po'. Cosa dice? Sono a pezzi. È partito l'elicottero, vediamo dov'è. Dov'è? Eccolo! Attenzione. Vediamo chi c'è qua dentro. Mamma mia. Qualcuno che vuole rapinare. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Eccolo ragazzi. Guardate com'è attivo. Sicuramente attenderà l'arrivo delle volanti che lo prenderanno. C'è troppo traffico. C'è troppo traffico. Ecco, arriva la volante. Anche a delle altre zone. Sono riusciti a catturare magari il criminale. Credo. Che cos'è questa? Ah, il criminale che sta uscendo? Dov'è? Non sono riusciti a prenderlo. Bah, non lo so. Forse c'era troppo traffico. Comunque, a livello di attesa media ci sono 6.600 passeggeri al giorno. Aggiungiamo un altro autobus per riuscire a regolare la situazione, regolare i conti. Che succede? Molti problemi di salute ancora? Che succede? 50 pazienti in cura. Dovremmo aggiungere un centro attivo per curare i malati. Perché dovremmo essere più attivi. Ma serve qua l'università con la facoltà di medicina, il progetto di ricerca. Io una cosa posso fare alla volta. Con l'Omega come andiamo? Bene. I franchising ci stanno facendo guadagnare parecchio con l'Omega, credo. Rallentamento. Perché rallentamento? Allora, molto alta. L'attuale produzione non può soddisfare il fabbisogno dell'industria. Addizionali. Vabbè. Va bene, va bene. Vediamo adesso come possiamo fare. Per esempio, se andassi ad aggiungere una stradina tipo così. No, magari piccolina. No. Di qua. Sì, perfetto. Vediamo così. Possiamo aggiungerle. Benissimo ragazzi. Allora aggiungiamo un'altra. Ma adesso qua andranno ad inquinare la zona. E qua avete ragione adesso che si inquina la zona. Avevate ragione qua adesso. La fabbrica non c'è. Però ancora continuiamo a estrarre. Appena vediamo che l'acqua che si sta contaminando, allora le rimuoviamo. Mettiamo qualche filtro e eliminiamo il problema. Allora, che succede? Il rosso. Che succede? Dobbiamo metterne un'altra allora ragazzi. Ne mettiamo un'altra. E un'altra ancora. E così siamo a posto. Perfetto. Questo cos'è? Capsula di estrazione di che cosa? Ah, li estrae insieme. Ah, però se ci sono minerali. Vabbè. Ok, che succede? Molti problemi di salute ragazzi. Ancora morti al giorno. Ragazzi, qualcuno in questa regione deve fare qualcosa a livello medico. Abbiamo, non lo so, possiamo fare cosa? Il centro della salute? No, mettiamo un'altra ambulanza. Quanti soldi stiamo perdendo? 4.000 dollari l'ora, e che è successo? Dobbiamo entrare ragazzi in regime con queste fabbriche di Omega Co. Forza, che dicono? L'Omega sta finendo. Ecco. Chiuso, cercasi lavoratori. Wow, è davvero una cosa, come dire, stranissima non vedere lavoratori. Comunque questa zona è un po' libera. Andremo a mettere delle fabbriche qui, dai. Perfetto. Vediamo se riusciamo a far costruire magari una fabbricuccia qui. Ecco, perfetto. Tutta questa zona magari la possiamo per adesso riempire.
Però vedere l'ospedale davanti alle fabbriche. Va bene così. Mi è venuta un'idea. Possiamo fare anche così. No, un po' più in qua. Perfetto. Procedere così. Tagliare. Aspettate. No, volevamo troppo. Vabbè, già così va bene. Vediamo se qua possiamo mettergli un paio di fabbriche dietro l'Omega Co. Ragazzi, proprio al risparmio, Eccole. Vediamo un po' se possiamo fare un altro giochino. Ehi, facciamo così, andiamo qua. Oh, non lo volevo fare, mamma mia. Aspetta, aspetta. Intanto qua lo stavamo finendo. Meno male che l'abbiamo tolto. Ci mettiamo più in qua. Ok. Perfetto. Vediamo se qua può crescere qualche altra fabbrica. Cerchiamo di ottimizzare gli spazi. Mamma mia, ragazzi, quanto inquinamento. Qua quest'acqua mi preoccupa però. Speriamo che non inquinino il suolo. Speriamo. Altrimenti poi... No, li togliamo subito. Cosa succede qua? Ancora! Servirebbe un centro più efficace. Che cosa possiamo fare? Io non lo so. Posso mettere il pronto soccorso? Tempo prima della morte per 2 il tempo... Gli operatori operano con... com'è? Intanto mettiamo il massimo delle ambulanze. Poi qua... Con calma e pazienza intrattengono i sinfini al telefono, raddoppiando le possibilità di sopravvivere. Penso che questi aumentino la sala d'attesa. O no? Non lo so. Mi sembra che questi aumentino la sala d'attesa. No, vabbè, proviamo, mettiamone una, vediamo che succede. Ah no! Ah, perfetto, la capacità dei pazienti malati. Ah, benissimo, e allora ne mettiamo 2. Ok, spendiamo un bel po', però possiamo stare tranquilli. Ok, a tutta manetta. Come va la felicità qui? Un po' meno, però l'industria adesso media tecnologia iniziano a creare problemi. Ecco, i lavoratori stanno morendo. Niente, niente, adesso con questo nuovo ospedale, ragazzi, potete ammalarvi quanto volete, non morirete più. Tanto qua le nuove industrie si stanno preparando. 1500 studenti. I minerali li stiamo esportando e importando per bene. Che succede? Il deposito è pieno. Qua. Va bene. Adesso liberiamo tutto. Qua come va? Il petrolio, ragazzi, mi preoccupa perché sta finendo. Abbiamo solo 6 mesi di petrolio. 4 mesi. Qua 4 mesi. Appena finisce il petrolio, ragazzi, siamo finiti. Che succede qua? No, 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 non mi metto nei processori. Niente. Così, industria pesante. Perfetto. Vediamo l'ospedale come va, ragazzi. Credo che si sta riprendendo. Le ambulanze funzionano bene. Sì, sì. Livello energetico, perfetto. Livello di acqua, perfetto. Contaminazione del terreno. Niente. Ok. Vediamo un po' a livello di polizia. Ancora 7 crimini commessi al giorno, ragazzi. Non riusciamo a essere efficaci. Quindi altra tonnellata di volanti della polizia. Il carcere è vuoto. L'ala investigativa cosa fa? Alle volanti arresti i criminali colti in flagrante. Una revisione di investigatori per condurre indagini più approfondite su larga scala. Parcheggiano loro navi, spogliare fuori dalle case per furfanti per arrestarli. Questa potrebbe essere più utile di quella cosa che ho comprato adesso. Quindi questa la chiudiamo. E aggiungiamo l'ala... No, non posso metterla. Era una delle cose più importanti da posizionare. Maledetto lo spazio. Dove la metto? Niente, allora attiviamo le auto. Criminalità in aumento. Va bene, li stiamo prendendo però lo stesso, ragazzi. Vediamo di beccarli per bene. Dovremmo togliere questa stazione di qua, ma dove la mettiamo? Vediamo un po'. Qua si stanno ingrandendo le industrie. Nonostante le industrie sono in costruzione, guadagniamo sempre dei soldi a livello orario. Come va la felicità? Bene, bene, stiamo crescendo.
Sono contentissimo, ragazzi, perché questa città sta andando proprio alla grande. Nonostante le vecchie città che erano un po' traballanti, questa davvero sembra veramente ben organizzata. Qua c'è un incendio? No, no, veramente sono riuscito adesso un po' a controllare tutto. Ecco, abbiamo guadagnato 209.000 dollari nonostante le importazioni di minerali che recuperano un po' tutto a livello di guadagno orario. Il crimine lo voglio eliminare, quindi adesso fatemi pensare come mettere. Allora, la roba degli autobus, che succede qua? Ah, eccoci. Ma io dove posso mettere tutte queste cose? Me lo dite voi? Una cosa intelligente potrebbe essere quella di eliminare una miniera e andare a mettere questo, per forza, l'unica cosa. Altrimenti dovrei... No, questi devono rimanere qua. Vediamo come organizzare tutto. Questa zona qua non credo di poterla sfruttare. Qua dietro c'è ancora qualcosa che posso sfruttare, ma non riesco a vederla. Non c'è spazio. Ah, qua non c'è spazio per aumentare la densità. Quindi queste strade rimarranno... Queste case rimarranno così a vita, no? Che è successo? Ok. Qui visto che non c'è spazio, mi sa che si è buggato l'audio, ragazzi. Eh sì, mi sa di sì. Vabbè. Volevo fare una cosa. Volevo mettere il quartier generale dell'Omega Co qua sopra. Vediamo un po'. Ci entra? Forse sì. Allora, vediamo un po', facciamo solo una prova. No, un po' più avanti. Ecco, magari utilizziamo una stradina minima. No, un po' più avanti. Che piagnucoloni. Forse si è buggato l'audio, ragazzi. Vabbè, poi lo sistemiamo. Così. E così. Vediamo se qua riusciamo a metterlo. Ci entra forse. No. Non ci entra, maledetto. Non ci entra. Non ci entra. E come facciamo? Come facciamo? Qua c'è un pezzettino libero. Ragazzi, come facciamo? Ok, fatemi pensare. Allora, vediamo un po'. Le miniere di carbone devono stare per forza lì. Per forza, anzi forse potremmo fare una cosa. Questa stacchiamola di qua. Perfetto. E andiamo a mettere che volevo fare questo. Ci entra, benissimo, ok. Abbiamo sacrificato esclusivamente niente, non abbiamo sacrificato niente perché l'abbiamo messo da questa parte. Qua un po' le abitazioni, ma può essere anche un bene, perché possiamo mettere una nuova aula. Per esempio la possiamo mettere qua in alto. E poi magari le case le possiamo mettere per bene adesso. Ad esempio questa strada la possiamo migliorare. E qua c'è un ottimo spazio che possiamo sfruttare per qualsiasi cosa. Per adesso ci mettiamo delle case, ma ricordiamoci di questo spazio. Ragazzi, sta andando tutto alla grande. Adesso con questo quartier generale qua sicuramente qualcosa si dovrà posizionare. Eccolo qua, la divisione robotica, la divisione estrattiva o quella commerciale. E la andremo a mettere qua magari. O queste case le spostiamo qua dietro. Quindi sta andando tutto, ragazzi, alla grande. Cosa c'è qua? Rallentamento nella consegna. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.